Le parole di oggi sono due, Ammazzarut e Annuzzà. Sono due parole in realtà intimamente collegate, perché una cosa ammazzaruta normalmente t'annozza pure in canna. Ammazzaruta, spieghiamolo, è un aggettivo che si sente molto a Napoli, soprattutto in ambito culinario. Non ha una precisa traduzione in italiano. Sai quando inforni il casatiello, che ne so, quella torta di mele, e questo lo metti a forno e invece di gonfiarsi, di prendere la sua forma, di prendere quella bella forma ariosa, in forno che fa? Restano giù, bassi, con la mollica umida, quasi addirittura per niente cotti, compatta, pesante, tanto che alla fine risulta completamente immangiabile. Ecco perché è Ammazzarut. Si dice proviamo a rimetterlo in forno, ma hai voglia di rimetterlo in forno, ormai quando è Ammazzarut è Ammazzarut. In senso più ampio, quindi Ammazzarut è un prodotto non lievitato, un prodotto non riuscito, un prodotto praticamente crudo. Beh, c'è chi usa il termine Ammazzarut pure per parlare del pane raffermo, del pane vecchio, ormai è immangiabile, ecco, in questo senso è Ammazzarut. Oppure una persona Ammazzarut, una persona tozza, non buttazziella, ecco, come a me, una persona che non è cresciuta a dovere. Oppure in un altro contesto chi le Ammazzarut è una persona rigida, cioè mentalmente troppo tosta, un carattere intrattabile, indigeribile, ecco, come indigeribile è la torta Ammazzarut. C'è un dolce che ha fatto la sua recente comparsa nel panorama della pasticceria napoletana, un dolce di origine anglosassone, si chiama muffin, no? È arrivato stu muffin, non avevamo proprio nessun bisogno, con tutta la ricchezza pasticcera, figuratevi, del nostro popolo, babà, sfugliatello, pastier. Tuttavia in tutti i bar oggi trovi questo muffin che costa un sacco di soldi, costa 3 euro, a nozzengan e non sa per niente. Quindi è veramente il simbolo per me del dolce Ammazzarut. È così, quando una cosa ammazzaruta annozza pure un ganno. Annuzzà, parola napoletana, anch'essa in qualche modo intraducibile, che rende l'idea di quel semi-soffocamento che ti prende quando ti mangi una cosa troppo secca, una cosa troppo asciutta che si blocca in gola, non se ne scende in nessuna maniera, e se non ti bevi 3-4 bicchieri d'acqua, insomma, alla fine la rimane. Oppure un boccone che si mette di traverso. Diceva mia mamma, quando si mangia si combatte con la morte, quindi diceva non parlate, che pure parlare durante il mangiare potrebbe essere pericoloso. Mamma mia che paura, si è annuzzata in canna. Beh, l'origine di annuzzà è da un'altra parola napoletana che è nuozzolo o nuozzolo. Sapete cos'è? È il nocciolo della frutta, quello che noi a Napoli chiamiamo pure l'uos, sì, perché diciamo questo riferimento all'osso della frutta. Se uno per esempio mangia per errore, che ne so, il nocciolo, che ne so, di un'albicocca, questo potrebbe succedere che si ferma in gola, ovvero appunto s'annozza in canna. Beh, a proposito di nuozzolo, quando qualcuno poi riesce finalmente a liberarsi, si usa dire in napoletano chi le si è luato un nuozzola canna, ha risolto un bellissimo problema che aveva. Il termine annuzzà però ha anche un significato estensivo a chi le ha annuzzate in canna, cioè non è riuscito a completare il suo proposito, il suo progetto, oppure che me l'ha fatta annuzzangan, cioè sono rimasto insoddisfatto, sono rimasto col desiderio, sono rimasto col nuozzolo qua. Sì, le cose ammazzarute ti fanno annuzzangan, però poi ci viene in soccorso la saggezza napoletana che dice chi fa morso ruos, presto s'annozza. Ecco, chi vuole tutto per sé, chi vuole mangiare tutto da solo, chi non vuole condividere, rischia di finire per annuzzarsi. Se la porzione è grande, allora saggezza napoletana, dividiamola, condividiamo quello che abbiamo. Insomma, alla fine a Napoli si dice chi mangia sul sa fuoco. A Napoli ogni giorno c'è sta cosa fa. E allora ho pensato di fare un libro, Napoli 365, che ogni mattina ti suggerisce dove andare, cosa celebrare e che cosa fare. Insomma, un libro da tenere in gabinetto e studiare, perché si sa, nessuno nasce imparato, a cattata villa.